La Cina è più vicina anche per gli imprenditori del settore agroalimentare. Questo grazie a un programma di espansione dell'Export Veneto verso il paese asiatico presentato a Palazzo Bonin Longare a Vicenza nella sede di Confindustria. Il progetto è realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con la Fondazione Italia-Cina. Quello cinese è un mercato importante per i prodotti veneti, lo dicono i numeri. Milioni di consumatori hanno raggiunto elevate capacità di spesa e guardano sempre di più alla qualità di ciò che mangiano. Per chi fa impresa, la Cina è un'opportunità da cogliere, difficile raggiungerla da soli. Ed è per questo che la Regione Veneto ha deciso di supportare le aziende agroalimentari attraverso un progetto di penetrazione commerciale che prevede diverse azioni. Ci sono varie iniziative che andranno in vigore nel 2014. Una è quella ovviamente legata alla programmazione 2007, 2014, 2020 che è sul piano sviluppo rurale, dove metteremo molte risorse per consorzi e imprese che vogliono esportare nel mondo, compresa la Cina. Particolarmente invece abbiamo costruito per questo territorio un programma con la Fondazione Italia-Cina, con l'Università Ca' Foscari, con ovviamente tutti i collegamenti indiretti come il consolato cinese, per far sì che a regia regionale delle imprese possano presentarsi in quel territorio con l'accompagnamento anche istituzionale, proprio perché dobbiamo accompagnare oltre le nostre imprese anche la cultura, la storia e tutto il nostro ambiente. Ogni consorzio è delegato a controllare le produzioni che deve difendere. Noi come Regione Veneto abbiamo non solamente i punti internazionali che sono le nostre camere di commercio, ma abbiamo messo anche delle risorse per la difesa legale delle produzioni venete nel mondo, proprio perché sono convinto che con accordi stipulati con studi legali internazionali possiamo ancora di più tutelare in termini amministrativi le grandi produzioni di qualità venete. Io vedo la Cina con un grande sviluppo non solamente in termini economici ma anche di richiesta di qualità. Questo vuol dire che nelle loro importazioni questo richiede, un elemento che viene richiesto, e il Veneto in termini di qualità non è secondo nessuno. Credo che possiamo veramente offrire moltissimo. Ovvio che quando si parla di Cina si parla anche di quantità e non solamente di qualità. Qualità la diamo per scontata, nel senso che ci deve essere, però la quantità che viene richiesta da un mercato così importante deve essere tale da soddisfare poi le aspettative. Sarà un'occasione per tutti. Ovviamente noi cercheremo di utilizzare questo strumento, questo contenitore, per essere più aggressivi possibili e far conoscere le nostre produzioni. È chiaro che lo scambio, l'interscambio culturale, istituzionale e poi economico tra noi e la Cina verte anche nel conoscersi prima di tutto, e quindi è un momento particolare quello dell'Expo. Noi vogliamo sfruttarlo anche in termini finanziari nel miglior modo possibile. I prodotti che il Veneto potrebbe esportare in Cina sono ad esempio i formaggi, i vini, i cereali. Ovvio che non basta la qualità, spiega l'assessore. La questione è garantire anche le quantità necessarie per il mercato così vasto come quello asiatico. L'unica strada sarà fare rete. Negli ultimi anni le nostre importazioni dei prodotti agroalimentari italiani hanno rappresentato una forte crescita, quindi sicuramente inclusi i prodotti alimentari veneti. Abbiamo volontà di importare di più con lo sviluppo della vita cinese, quindi abbiamo bisogno di prodotti sani, di alta qualità dall'estero per soddisfare le nostre richieste interne. Esiste una classe di abitanti di reddito medio e alto sono appassionati di preferire i prodotti di alta qualità stranieri. Dal governo centrale abbiamo già preso una serie di misure per battere i casi di contraffazione. Non soltanto per i prodotti stranieri ma anche per i prodotti cinesi. Questo è un caso mondiale, non è un caso cinese. L'export totale dell'agroalimentare veneto vale quasi 5 miliardi di euro, quello verso la Cina non arriva a 12 milioni di euro, ci sono grossi margini di crescita. Per questo vincere la sfida cinese è importante, bisogna però avvicinarsi a questo mondo nel modo giusto. Chi è arrivato 20 anni fa ormai è noto e non ha più grandi problemi.
perché il mercato cinese sicuramente punta sul brand, sul prodotto brandizzato e pertanto è molto importante secondo me farsi accompagnare. Accompagnare vuol dire dalle istituzioni, dai professionisti o da chi la Cina capisce, e anche una preparazione prima, perché non è per tutti la Cina, è una grande opportunità, ma se sbagliata può portare a dei grossi errori. La Cina non è un paese occidentale, cioè per il cinese ci vorrebbe il nostro, noi abbiamo una scuola di formazione, stiamo formando i brand della moda, le grandi aziende, stiamo adeguando le strutture anche italiane per l'accoglienza dei cinesi all'Expo. Quando sono due culture, sono due antiche più culture del mondo, quella mediterranea e quella cinese, però il lifestyle è sicuramente molto diverso e la mentalità è diversa. L'iniziativa regionale di promozione dei prodotti agroalimentari veneti in Cina ha visto anche il contributo della Fondazione Italia-Cina, che ha messo a disposizione un primo importo di 365.000 euro. Il progetto prevede un'azione di formazione imprenditoriale con la presenza in Cina degli operatori veneti e di aziende cinesi in Italia ed anche vere e proprie missioni economiche. Il progetto è abbastanza semplice, nel senso basta dare una manifestazione di interesse alla propria sezione di Confindustria, che sia Vicenza, Padova, insomma Confindustria Veneto, dopodiché le domande vengono vagliate, analizzate e dopo si avrà il riscontro se positivo o negativo, perché appunto i posti sono 40 e le aziende per il progetto diciamo totale. Per il progetto specifico di invitare i buyer, le uscite di una settimana in Cina sono riservati a 20 aziende. Saranno le aziende che avranno anche la disponibilità a investire, perché c'è una quota a parte da investire da parte delle aziende. Gli sbocchi in Cina sono enormi. Noi parliamo oggi di agroalimentare, quindi di esportazione di prodotti veneti nella Cina. Un'azienda che ha un prodotto tipico veneto o italiano ha poco senso spostare la produzione quanto più ricercare un mercato di vendita. Per un'azienda che produce un prodotto non tipico può essere anche questa un'opportunità. Quali sono le difficoltà che dal punto di vista ovviamente degli imprenditori si hanno a raggiungere la Cina? Le difficoltà sono abbastanza evidenti, linguistiche, giuridiche, di cultura anche. Quindi quello che è stato detto oggi ha proprio centrato punto per punto tutte le piccole cose che vanno fatte. Direi che il suggerimento che ci ha dato il nostro collega è quello di avere un collaboratore o collaboratrice cinese in Italia o un italiano o un'italiana in Cina è sicuramente una strada molto da seguire. Parallelamente all'azione di formazione, il programma regionale prevede di ospitare nel nostro territorio stampa specializzata cinese ed opinion leader per far conoscere in Cina le nostre realtà agroalimentari. Infine verrà organizzata tramite l'Università di Ca' Foscari un'attività di formazione socioculturale propedeutica a Capire la Cina, destinata alle strutture di rappresentanza e di filiera. Tutto questo lavoro sarà propedeutico ad un altro grande evento, l'Expo 2015. La Cina sarà presente con 3 padiglioni e se vogliamo sfruttare al meglio questa opportunità dobbiamo andare preparati dal punto di vista della conoscenza del mercato, della cultura cinese e delle norme di quel paese.